Questa è la più grande cava di ghiaia con falda affiorante, ovvero abbiamo spogliato la falda dalla copertura della ghiaia e abbiamo portato la falda acquifera che alimenta i nostri acquedotti, i nostri pozzi, a cielo aperto, quindi uno sfregio alla natura. In questa situazione si vuole addirittura approfondire lo scavo, qui siamo a 40 metri e vogliono portare l'escavazione a meno 65 metri, con il rischio di mettere in contatto più falde acquifere, che qui sono diversificate, e quindi con il rischio di portare gli inquinamenti già presenti nelle falde più superficiali anche nelle falde più profonde. Che sembra una collina, in realtà è una discarica di circa 1 milione di metri cubi di rifiuti solidi urbani. Quella discarica è confinante a questa cava. Quindi l'ulteriore approfondimento potrebbe mettere in crisi le scarpate della cava e pensate a quale disastro ambientale andremo incontro se 1 milione di rifiuti venisse a contatto con la falda acquifera affiorante. Praticamente in questo punto qui abbiamo questa enorme discarica, ma non è finito qui il discorso, perché dall'altro versante abbiamo un'altra discarica, in questo caso di rifiuti cancerogeni, ovvero rifiuti di amianto, che come sappiamo in Italia ha riempito i cimiteri di molti comuni.